Certificazione valida, tu sei qua per? Nuoto libero. È stato facile scaricarlo? Sapevi già che oggi te l'avrebbero richiesto? Sì, mi ero informata e l'ho scaricato proprio questa mattina, proprio per venire in piscina. È una prassi normale, se ce n'è bisogno, perché non farlo? Ma non tutti stamattina, nel giorno di avvio della procedura per l'accesso a strutture sportive al chiuso, si erano attivati con Green Pass alla mano. Mediamente utenza preparata, la campagna di comunicazione evidentemente ha funzionato abbastanza, c'è quella nicchia di remissivi, chiamiamoli così, che non accettano proprio questo tipo di incombenza e con i quali abbiamo dovuto in qualche maniera discutere civilmente, ma restando fermi sulla impossibilità di farli accedere. C'era poi un'altra parte, abbiamo dovuto mandare via purtroppo a malincuore 6 persone anziane che non avevano capito esattamente il meccanismo del Green Pass e non avevano la tecnologia per poter accedere. E per verificare circa 800 persone al giorno, che a regime diventeranno 1200, qui si sono dotati di una task force di controllori all'ingresso con turni rimodulati e costi aggiunti. Controllo dal quale sono esentati i pazienti in cura riabilitativa e chi frequenta i centri estivi. Abbiamo dovuto costituire una piccola squadra di lavoro che si occupi esclusivamente della verifica del Green Pass e diciamo che abbiamo fatto un calcolo spannometrico di incidenza base mese e ci verrà a costare circa 3.000 euro al mese questa incombenza. Inoltre chi dalla piscina passa al bar e si siede all'interno varca un secondo ambiente con controllo Green Pass. È andata bene, direi, bene, noi siamo abbastanza fortunati, insomma la gente ha capito, i nostri utenti della piscina, della palestra hanno capito cosa dovevano fare, cosa dovevano portare, per fortuna dai, è andata abbastanza bene.